C'entro anch'io, c'entro anch'io. Siamo tornati con un nuovo appuntamento di Centro Anch'io. Il quartiere alle mie spalle, così giovane, è quello di San Polino. È il più giovane quartiere di Brescia, sia anagraficamente che come età di realizzazione. Ci sono strutture sportive, sanitarie, socio-assistenziali, servizi alla persona e locali commerciali vari. San Polino è all'avanguardia dal punto di vista energetico grazie all'utilizzo di energia fotovoltaica che garantisce il massimo risparmio energetico per le abitazioni. Le utenze sono servite solo da energia elettrica e teleriscaldamento senza l'apporto del gas. La presenza della metropolitana è un ottimo servizio per il quartiere e consente di raggiungere facilmente molte zone della città. La comunità è partecipe e coesa. Nella recente pandemia è stata attivata la spesa sospesa, dove per un mese i residenti potevano ritirare gratuitamente i beni necessari per il proprio sostentamento. Bene, anche oggi un proverbio legato alla civiltà contadina e alle coltivazioni. Quan la igna la böta in avril, per chi sa lua basta un baril. Vediamo un po'? Guardate qui che bella compagnia, qua come tre sorelle. Certo, sì, è indimenticabile. Allora, qui c'è il dialetto bresciano da imparare. Lei bisogna fare bella figura. Come si chiama, signora? Sonia, Sonia. Allora, dai, prova a leggere qui, Sonia. Quanto? quanta la igna böta in april per schissa lua basta nu baril. Bene, brava pure lei. Tu hai capito qualcosa? Niente. Niente. Dai, qualcosa si è lei ha capito il barile, vedi? Sì, infatti, solo quello. Ma perché lei dico è amante del buon vino? No. Sonia. Però solo un bicchierino. Beh, certo, con moderazione. Allora, qua la igna böta in aprile, l'ha capito, aprile, il mese d'aprile. Sì. Sto mese, peschi salua, basta un baril. Cioè quando la vigna che Barile. poi peschi l'uva nel barile. Pesti L'uva nel barile. pesti l'uva nel barile. Sì. Quando la vigna fiorisce in aprile, per pigiare l'uva basta un barile, perché quando la vigna fiorisce in aprile dà poca uva e quindi poco vino. Ok. Giovanni e Silvio da Napoli in vacanza a Firenze. Verremo anche a Napoli prossimamente a interrogare sul dialetto bresciano. Mamma mia, chissà che figuracce che andremo a fare. Chissà. Vi farete trovare la piazza del plebiscito se verremo giù a fare le nostre puntate? Sicuramente. Vabbè, dai, ci diamo appuntamento. Intanto siamo qui in questa splendida giornata fiorentina. Prova un po', Giovanni, a leggere questo. Quant la igna böta in april per chissà lua basta un baril. Bravo, bravissimo, praticamente tutto giusto. Mamma mia, ma sembrate quasi bresciani. Quando la vigna. Quindi hai capito? Beh, aprile, l'hai capito, aprile. Quindi sì, aprile. Quindi a questo punto böta sarà fiorisce. Cioè fiorisce in aprile, per schiacciare l'uva basta un barile. Cioè vuol dire che quando la vigna fiorisce in aprile, cioè un po' magari precoce così, per pigiare l'uva basta un barile, quindi poca produzione, insomma. Voi che passione avete? Di che vi occupate? Voi liceo classico, quindi bravi studenti, poi? Io suono la chitarra, mi piace la musica, il rock. Questo. Bello, complimenti. E tu, Giovanni, hai delle passioni, degli interessi? Sì, a me piace molto lo sport, io pratico atletica da un paio d'anni. Non a livello agonistico, però per piacere mio. Benissimo, temevo le arti marziali che mi saltasse addosso. Va bene, da Firenze è tutto, grazie, alla prossima.